Paolo ai Galati, Galati capitolo 5, dal versetto 16. Galati capitolo 5, versetto 16. La parola di Dio dice così: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. È un testo bellissimo che l'Apostolo Paolo scrive ad una chiesa molto complicata. Era una chiesa che aveva cominciato bene, nello Spirito, aveva cominciato a servire il Signore con tanto entusiasmo, ma poi piano piano questa chiesa è diventata sempre più religiosa, okay? Sempre più formalista, sempre più fredda. E Paolo dice: fratelli, non dovete fare così, perché se fate così voi obbedite ai desideri della carne. È interessante che questo testo ci dice che dentro di noi ci sono due realtà, ok? La realtà dello Spirito di Dio e la realtà della carne, no? Noi abbiamo questi due poli opposti l'uno all'altro e il nostro impegno quotidiano quale deve essere? È quello di obbedire ai desideri dello Spirito. Se c'è una battaglia dentro di te quando devi fare le cose di Dio, obbedire alla volontà di Dio, benvenuto nella famiglia umana, ok? Sei un essere umano come tutti gli altri. Ma se non c'è questa battaglia, allora la cosa è preoccupante. Quindi quello che noi faremo stamattina è proprio meditare sulla funzione dello Spirito Santo nella nostra vita, questo argomento che è stato tanto travisato, tanto distorto. Lo Spirito Santo, no? Si pensa che lo Spirito Santo sia una cosa da pentecostale. Lo Spirito Santo è qua in mezzo a noi questa mattina. Lo Spirito Santo è dentro di noi questa mattina, almeno di chiunque crede nel Figlio di Dio come personale Salvatore Signore, e noi dobbiamo obbedire alla sua voce. Ci sarà un'altra voce che ci dirà non farlo, è la voce della nostra carne, ma lo Spirito di Dio ci dice: è questa la strada se tu vuoi essere libero. Ti faccio una domanda stamattina: ti piace essere prigioniero o ti piace essere libero? Ti piace essere libero? Alza la mano insieme a me. Allora devi ascoltare la voce dello Spirito di Dio. Questa mattina Lui parlerà e Lui vuole fare un'opera con la tua anima, ok? Vorrei pregare insieme a te in questo momento per cominciare proprio attraverso lo Spirito. Se ti vuoi alzare in piedi e prepariamoci a quello che il Signore ha per noi questa mattina. Fra poco noi adoreremo il nostro Signore, no? E tu sai che la parola di Dio dice che noi dobbiamo adorare in spirito e verità, ok? In spirito e verità. L'adorazione non è una cosa che esce dalle nostre labbra, l'adorazione è una cosa che viene dal profondo del nostro cuore, in spirito e attraverso una vita vera. Se tu sei un vero figlio di Dio, ovviamente tu peccherai ogni giorno. Purtroppo la nostra natura ci spinge a fare questo, no? Ma se io mi ravvedo e torno al Signore e divento una persona di verità, allora io posso adorare liberamente il Signore in spirito e verità. E noi vorremmo proprio cominciare in questo modo. Chiudi i tuoi occhi e comincia a parlare con Dio. Chiudi i tuoi occhi e comincia a dire: Signore, io ti ringrazio perché sono qua un'altra volta questa mattina. È un privilegio venire a incontrarti in questo giorno speciale, Signore, che tu hai preservato perché noi possiamo, Signore, sperimentare la tua presenza. Signore, nel nome di Cristo Gesù, muoviti in mezzo ai tuoi figli questa mattina. Parla ai cuori dei tuoi figli questa mattina.
Signore, tocca il cuore dei tuoi figli stamattina. Guarisci il cuore dei tuoi figli questa mattina attraverso lo Spirito Santo che tu ci hai dato. E se, Signore, se c'è qualcuno qua che non ti conosce ancora o che ha un rapporto personale con te che si è raffreddato, ti prego nel nome di Cristo Gesù che tu possa ravvivare questa mattina, perché la parola di Dio ci insegna a non rattristare lo Spirito Santo, a non spegnere lo Spirito Santo. Qua, Signore, ti chiedo che quel fuoco, quel desiderio profondo di servirti possa rinascere questa mattina. Signore, stai in mezzo a noi, visita, Signore, il tuo popolo, e che quando usciremo da qua, Signore, noi possiamo dire grazie Dio, perché tu sei un Dio vivo che ama stare in mezzo ai suoi figli. Benedici, Signore, questo tempo prezioso nella tua presenza, e tutto ti chiediamo, Signore, nel nome di Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Amen e amen. Hai già benedetto il tuo fratello che è vicino a te, dietro di te. Lascia il tuo posto e dà una parola di benedizione alle persone che hanno bisogno di una parola di benedizione, ok? Amen. Cantiamo al nostro Signore. Lodiamo il Signore con tutta la nostra forza, con tutta la nostra forza di mattina. Cerchiamo di svegliarci. Lodiamo. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Gloria e onore, forza e potenza, diamo al nostro Signore. Tutto il creato, ogni nazione, dia lode al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore. Cieli e la terra proclamano Che Gesù è il nostro Signore. non c'è nessun altro, non c'è nessun altro che pare Lui. Cantiamo al nostro Signore. Che Gesù è il nostro Signore. Cantiamo al nostro Signore. Ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua, adorando confesserà il tuo nome, e la Chiesa proclamerà per sempre che il tuo regno mai fine avrà, o nostro Signore, o nostro Signore, o nostro Signore. Gloria e onore. Alleluia. Amen. Continuiamo a cantare al nostro Signore, cantare al nome suo.
Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ha avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide. Affronteremo i giganti con fiducia, non nelle nostre forze, non in quello che noi crediamo, nell'umano, ma crederemo in nome del Signore. Noi affronteremo i giganti con fiducia in Lui. Amen? Con fiducia in Lui. Con fiducia in Lui. Con fiducia in Cantiamo. Ho paura, non voglio arrendermi, di non la sono degno di quello che hai per me. Con la tua forza, Dio, paura non avrò. So che il debole farai vincitor. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Di un piccolo pastore tu hai fatto un re, la mia vita io consegno a te, Signore, e insieme a te senza paura vittorioso sono nel nome del Signore. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Gesù, Gesù, alzerò la voce, griderò e poi lo loderò, il suo nome solo innalzerò. Davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Dammi la fede di Daniele davanti ai leoni, la speranza che ho avuto nel deserto Mosè. Dammi un cuore come Davide, sei la mia difesa. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Affronterò i giganti con fiducia in te. Amen. Padre, ti ringraziamo per tutto quello che tu ci dai. Padre, ti ringraziamo per la forza che tu ci dai per affrontare ogni giorno. Ti ringraziamo perché tu ancora oggi sei qui con noi. Ti ringraziamo perché è passata una settimana e tu sei stato con noi. Ti ringraziamo perché un'altra ne passerà, un'altra ancora, e tu sarai con noi. Tu sarai in mezzo alla nostra famiglia, Padre. Tu sarai nei nostri momenti di lavoro, momenti di scuola, Padre. Tu sei lì, e che noi possiamo continuare a pensare e renderci conto che tu sei il centro, che tu devi essere il centro delle nostre vite. Luce del mondo nel buio nel cuore, vieni ed illuminami. Tu mia sola speranza di vita, resta per
qui, Signore. Sono qui a lorarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio. E solo tu sei santo. E solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Re della storia e Re della gloria, sei sceso in terra fra noi. Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amore. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Non so quanto è costato a te morire in croce un dì per me. Solo la Chiesa. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio. Solo tu sei santo, Solo tu sei meraviglioso, Padre, sopra ogni cosa, sopra ogni problema, Padre, sopra ogni malattia. Tu sei innalzato, Padre, questa mattina. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Amen, Padre. Preghiamo al nostro Signore in questo momento. Signore, ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu sei, per quanto tu sei meraviglioso, Padre. Noi ti ringraziamo perché tu sei accanto a noi, Padre. Ti ringraziamo perché noi abbiamo la possibilità, Padre, di venire sempre a te. Ti ringraziamo, Padre, perché nonostante i nostri errori, tu sei qui con noi, Padre. Nonostante quello che noi facciamo di sbagliato, tu sei con noi. Nonostante la grandezza dei nostri errori, Padre, tu prendi e ripulisci. Nonostante il quanto noi siamo sporchi, Padre, tu sei lì e ripulisci. Tu sei venuto a noi per farci capire che cosa c'è di sbagliato in noi, per ripulirci e per darci nuova vita. Che noi possiamo essere cambiati mediante la tua parola, mediante i tuoi insegnamenti, Padre.
glorioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Io non desidero che te, io non desidero che te, io non desidero che te, io non desidero, io non desidero che te, io non desidero che te. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei, meraviglioso sei, per l'eternità, il canto mio sarai. Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Hai conquistato? Hai conquistato ogni parte di me. Meraviglioso sei. Amen, Padre, ti ringraziamo perché tu hai preparato questa mattina i nostri cuori per ricevere la tua parola, Padre. Che questa parola possa edificarci, che questa parola noi possiamo registrarla nella nostra mente, Padre, nel nostro cuore. Nel nome santo di Gesù, amen. Potete sedervi.
Come ti senti con questa affermazione che abbiamo appena fatto, no? Nel canto? Hai conquistato ogni parte di me. Forte come affermazione, no? E che il Signore possa veramente darci l'opportunità di conquistare, di lasciargli conquistare ogni parte del nostro essere, no? Io non so cosa tu desideri nella tua vita, no? A volte noi desideriamo, noi passiamo tanto tempo nella nostra esistenza a desiderare quello che non abbiamo, no? Ma il Signore ci dice, guarda che tu hai tutto e quel tutto sono io. Che il Signore possa conquistare il nostro cuore, ma noi dobbiamo permetterglielo. La parola di Dio dice così nel Vangelo di Matteo, capitolo 12, dal versetto 31. Matteo 12, dal versetto 31. Se possiamo aprire le slide, per favore. Perciò io vi dico, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito non sarà perdonata. E chiunque parli contro il Figlio dell'uomo sarà perdonato, ma chiunque parli contro lo Spirito Santo non sarà perdonato né in questo mondo né in quello futuro. O fate l'albero buono e buono sarà pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo sarà pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. L'uomo buono dal suo buon tesoro trae cose buone, e l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Io vi dico che ogni parola oziosa che avranno detta gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Io credo che questa sia la predica più difficile che ho fatto da quando ho cominciato a predicare fino ad oggi. Difficile perché il tema è molto forte e non so se avete capito il centro, no, di questo tema, che è la bestemmia contro lo Spirito Santo, che è veramente, come ha detto il Signore Gesù, una bestemmia o un affronto che non ha perdono. Io conosco un Dio di perdono, che perdona tutto. Questo c'è descritto nella parola di Dio. Ma la bestemmia contro lo Spirito Santo no. Questo è l'unico peccato che il Signore non solo non vuole, ma neanche non può perdonare. Noi stamattina vedremo proprio questo tema che deve interessare ciascuno di noi. Okay? Forse ci darà un po' più di fuoco per predicare la parola di Dio a chi ancora non la conosce, o meglio, a chi la conosce ma ancora non ha preso una posizione, che è molto più forte. Okay? Preghiamo che il Signore ci parli questa mattina. Signore nostro Dio, nostro Padre, io metto nelle tue mani, Signore, questa meditazione della tua parola. Signore, ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che tu solo possa parlare. Padre, nelle tue mani è la semina. Signore, io voglio semplicemente gettare il seme là dove tu mi hai già detto di farlo. E Signore, fai un grande raccolto questa mattina. Abbraccia la tua Chiesa, parla al cuore della tua Chiesa, trasforma la tua Chiesa sulla base della tua parola, nel nome di Gesù. Amen. Per capire il senso delle parole di Gesù, noi dobbiamo capire chi è lo Spirito Santo, no? Noi troviamo lo Spirito Santo già presente nella creazione, ossia, vi ricordate quando Genesi 1.1 comincia, dice nel principio la terra, Dio creò i cieli e la terra era informe e vuota e lo Spirito di Dio aleggiava sopra le superfici delle acque. È così che comincia la storia della parola di Dio, Genesi 1.1 e 1.2. Lo Spirito Santo era là
all'inizio, quando tutto è cominciato, quando tutto è stato pensato da Dio, e la parola dice che la terra era informe e vuota, ossia c'era il caos e non c'era nessun tipo di vita, ok? E poi lo Spirito Santo comincia a fare le sue prime azioni creative, ossia la prima cosa che lui fa dice che sia luce, e la parola di Dio dice che la luce fu, e Dio separò la luce dalle tenebre. Poi la seconda cosa che lui fa dice che separò le acque di sopra dalle acque di sotto e comincia a fare ordine nella creazione, ok? Quindi ordine nella creazione. Poi lui comincia, lo Spirito comincia a parlare al mare, alla terra, no? E dice: il mare produca vita in abbondanza, la terra produca vita in abbondanza. Perciò la parola di Dio che cosa ci dice dello Spirito Santo? Ci dice che lo Spirito Santo ha una funzione ben specifica, ossia di portare ordine e vita nella creazione, ordine e vita. E noi sappiamo che la parola di Dio ci dice che quando Gesù, quando il Signore, quando lo Spirito Santo, questa Trinità Santa, ha visto la sua creazione compiuta, lui ha avuto un'espressione molto bella, ha detto: e vide che ogni cosa era molto buona, non soltanto buona, ma molto buona. Ossia Dio ha creato l'universo sulla base di relazioni armoniche. Okay? L'armonia che c'era tra Dio e l'essere umano, l'armonia che c'era tra un essere umano e il suo simile, l'armonia che c'era tra l'essere umano e la natura era perfetta. E quindi Dio ha guardato la creazione e ha detto: tutto questo è molto buono. Ma noi sappiamo come va a finire il capitolo 3 di Genesi. Voi sapete che nella Bibbia ci sono solo 4 capitoli dove tutto è molto buono. I primi 2, Genesi 1 e Genesi 2, e gli ultimi 2 che è Apocalisse 21 e Apocalisse 22. Sono gli unici 2 capitoli dove Dio è il centro di tutta la creazione. E la cosa interessante è che quando l'uomo decide di disobbedire a Dio, vi ricordate che cosa Dio ha detto? Non mangiare di quel frutto, perché se tu mangi di quel frutto allora tu morirai. E la cosa è successa, l'uomo ha deciso di disobbedire a Dio e la cosa che è successa è che è entrato di nuovo il caos, e non soltanto nella creazione, ma il caos è entrato dentro nel cuore dell'uomo e la vita è venuta a mancare. L'uomo è morto spiritualmente e biologicamente è morto, ok? Quindi la funzione dello Spirito Santo è stata lasciata fuori dalla vita dell'essere umano ed è entrato di nuovo il caos e la mancanza di vita spirituale. Ma lo scopo di Dio rimane quello, ossia Lui vuole attraverso lo Spirito Santo di Dio portare ordine e vita nella vita di tante persone ancora oggi. E Lui che cosa fa? A un certo punto tu vedi che nella creazione si crea una generazione, che nella generazione di Caino per la prima volta un essere umano uccide un altro essere umano. E la parola di Dio dice che quella generazione era talmente violenta, talmente malvagia, che per la prima volta Dio si pente di aver fatto l'essere umano e dice: io devo cancellare tutto e ricominciare da capo. E quindi Dio che cosa fa? Manda il diluvio. E qua faccio una parentesi, ascoltami bene perché questo è importante, poi fai di questa notizia quello che vuoi, ma è una cosa che il Signore mi ha detto: comunica alla Chiesa. A Noè, costruendo l'arca, predica per 100 anni, e solo la sua famiglia si è convertita. Quindi, fratelli, non preoccupatevi di quante persone raccoglierete per la gloria di Dio predicando la parola di Dio. Preoccupatevi di predicarla, perché Noè è stato considerato un uomo di fede, ok? Nonostante abbia conquistato solo la sua famiglia. Chiudo la parentesi, te la lascio perché sicuramente gioverà a qualcuno, ok? Sono sicuro che questa è una parola che veniva da parte di Dio. Ma la cosa interessante è che Dio manda il diluvio, ricomincia da una famiglia che è la famiglia di Noè, e quella famiglia passa più di un anno in quell'arca. Quando finisce il diluvio, quando le acque si abbassano, ricomincia, e la parola di Dio ci dice che Dio dà la stessa benedizione che aveva dato all'inizio ad Adamo ed Eva, ossia andate, riempite la terra, moltiplicatevi. Dio ha ricominciato da zero e la storia è ricominciata, ma poi
se noi leggiamo la parola di Dio, arriva la Torre di Babele. L'uomo decide un'altra volta di obbedire al caos e obbedire alla morte, ossia l'uomo senza Dio. Dio disperde ancora una volta quella società, quella follia umana che voleva arrivare a essere Dio senza Dio, e lo Spirito Santo aveva ancora quello scopo, ossia creare che cosa? Ordine e vita. Allora, non aveva ancora trovato lo Spirito Santo un uomo completamente sottomesso alla sua opera con cui potesse veramente creare di nuovo ordine e vita. E nell'Antico Testamento tanti si stupiscono di vedere, e sfido chiunque qui, no? Signore, ma perché nell'Antico Testamento c'erano tante guerre, tanta violenza, tanta distruzione e tanta pazzia umana? Per forza, perché lo Spirito Santo non era ancora stato dato a tutti. Dio dava lo Spirito Santo a persone particolari, in momenti particolari, per fare opere particolari, e anche quegli uomini particolari che lui ha scelto nel corso della storia, che fossero i patriarchi, che fossero i profeti o che fossero i re di Israele, anche quegli uomini peccavano e lo Spirito Santo usciva da loro nel momento in cui loro peccavano. Salmo 51, versetto 5, quando Davide dice: Signore, non togliermi lo Spirito tuo Santo, è perché lui aveva peccato, aveva disobbedito alla parola di Dio, aveva ucciso un uomo innocente, aveva preso una donna adulterando con quella donna, e lo Spirito Santo era uscito da lui. Non è come nell'epoca moderna, lo Spirito Santo non poteva rimanere dentro nel cuore di una persona. Perché? Perché non c'era una persona tanto consacrata a quell'epoca che potesse dire: io ho un cuore talmente santo da poter mantenere lo Spirito Santo dentro di me, perché noi nasciamo nel peccato, ma la funzione dello Spirito Santo ancora qual è? Ordine e vita. È il sogno dello Spirito Santo, è il sogno di Dio fin dall'eternità, portare ordine e vita. E poi arriva Gesù in un certo momento. Arriva Gesù pieno di Spirito Santo fin dalla nascita. Gesù a un certo punto dice: è utile che me ne vada, perché se non vado non può venire il Consolatore, lo Spirito Santo, che starà con voi per sempre. Finalmente il sogno di Dio si sta compiendo, ossia lui per estensione vuole donare lo Spirito Santo a tutti coloro che credono in lui, e lo Spirito Santo può veramente per la prima volta nella storia dell'umanità rimanere nel cuore di una persona per sempre, sigillarlo, assicurargli la vita eterna, assicurargli una pienezza totale di vita, perché Gesù ha detto che lui è venuto per darci vita e vita abbondante, ed è questo ancora il sogno di Dio nello Spirito Santo. Ma le persone che cosa fanno? Bestemmiano lo Spirito Santo di Dio. Questo Spirito Santo non può sopportare un peccato tanto grande. Allora noi stamattina, questa lunga introduzione per dirvi che cosa? Questa introduzione è servita per farvi capire quanto Dio desidera portare ordine e vita nella vita di ciascuno di noi, e quante volte noi purtroppo neghiamo l'accesso dello Spirito Santo alle nostre vite per portare ordine e vita. Ci sono 4 testi nel Nuovo Testamento che ci parlano di cosa significa bestemmiare lo Spirito Santo. Allora sta attento. Il primo testo si trova proprio nel Vangelo che abbiamo letto all'inizio, Matteo capitolo 12, e dice così. Possiamo cambiare la slide per favore? Allora gli fu presentato un indemoniato, cieco e muto, ed egli li guarì, in modo che il muto parlava e vedeva, e tutta la folla stupiva e diceva: non è questo il figlio di Davide? Ma i farisei, udito ciò, dissero: costui non scaccia demoni se non con l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Perciò io vi dico, Gesù dice un pochino più avanti, ogni peccato e bestemmia sarà perdonata agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata. Allora, questo avvertimento e questo punto di rottura con i farisei, con i religiosi di quel tempo, è avvenuto perché questi farisei hanno invertito i valori spirituali.
Gesù era abituato, il Signore era abituato a parlare al popolo di Israele attraverso dei segni miracolosi. Vi ricordate quando loro sono usciti dai confini dell'Egitto? La cosa che il Signore ha fatto, ha mandato 10 piaghe sull'Egitto e neanche una piaga ha toccato il popolo di Israele. Quello è il linguaggio che Israele conosceva, capiva molto bene. E Gesù era lì in mezzo al suo popolo, in mezzo ai religiosi di quel tempo, e stava facendo dei segni straordinari. Ogni giorno guariva persone che avevano lebbra, guarivano persone cieche, liberava indemoniati, e ogni giorno loro vedevano con i loro occhi quello che Dio poteva fare. E loro che cosa dicevano? A un certo punto dicono: guarda che quello che tu fai è per opera del nemico, è per opera di Satana. Hanno invertito il valore spirituale di quello che Dio stava facendo, perché Dio parla una lingua che noi possiamo capire. E quante volte noi capiamo che cosa Dio ci sta dicendo e noi rifiutiamo di comprendere, ma soprattutto rifiutiamo di accettare quello che Dio sta facendo intorno a noi e con noi. E quello è un'offesa talmente forte a Dio che dice: io non posso perdonare un peccato del genere. Tu stai capendo la profondità di quello che sto dicendo? Dio opera miracoli in modo che noi capiamo i miracoli che Dio sta facendo ogni giorno, e noi siamo ciechi ai miracoli di Dio. E la mia domanda è: possibile che i cristiani non vedano che cosa Dio sta facendo in questa chiesa? Possibile che i cristiani non vedano che cosa Dio sta facendo nella nostra famiglia? Quante cose Dio sta già facendo, quante cose Dio farà. E Dio ha dato delle promesse a ciascuno di noi. Chi è che ti ha promesso qualcosa riguardo alla tua vita? Nella parola di Dio tu hai ricevuto promesse da parte di Dio? Alza la tua mano. Tu pensi che Lui è in grado di farlo? Amen. Non smettere di credere. Anche se il tempo passa, Dio non è un Dio bugiardo. Dio mantiene la sua parola. E questi uomini che avevano ricevuto la promessa che un giorno il Messia sarebbe arrivato e che avrebbe fatto tutto quello che ha fatto, e tutti lo stavano riconoscendo, ma questi uomini hanno detto: no, non vogliamo riconoscere chi tu sei, perché noi invidiamo. Perché voi sapete che questi farisei, questi religiosi invidiavano Gesù e l'hanno consegnato per invidia a morire sulla croce. Allora sta attento. Il Nuovo Testamento ci parla di una cosa interessante. Sapete perché ci sono 4 Evangeli? Sapete perché ci sono 4 Evangeli? Perché sono stati scritti 4 Evangeli, non uno solo? Perché il Signore ha dato un modo di comprendere la parola di Dio e il messaggio di salvezza e il Vangelo a ciascuna nazione, a ciascuna cultura che c'era nell'epoca antica fino alla cultura di oggi. Il Vangelo di Matteo è stato scritto per gli ebrei, il Vangelo di Marco è stato scritto per noi italiani, i romani. Il Vangelo di Luca è stato scritto per i greci e il Vangelo di Giovanni è stato scritto come Vangelo universale per tutte le epoche, per tutte le culture, per tutti gli uomini. Ossia, Dio è omnicomprensivo, Dio ha parlato a tutti in modo che noi possiamo capire il messaggio di salvezza, e il messaggio di salvezza è così chiaro in questi testi che noi leggiamo. Ma sai che cosa fa l'uomo? Dio, non ti voglio nella mia vita, stai fuori dalla mia esistenza. Può Dio sopportare una roba del genere? La funzione dello Spirito Santo è portare ordine e vita. E l'uomo dice: non voglio ordine, non voglio vita, voglio fare la mia strada. E il Signore ha detto ai farisei: non posso perdonarvi questo peccato. È di una tristezza, fratelli, tremenda. Pastore, ma come cristiani noi possiamo bestemmiare lo Spirito Santo? No. Ma possiamo talmente rattristarlo e talmente raffreddarlo nella nostra vita che noi non riusciremo più ad adorare, non riusciremo più ad avere entusiasmo per le cose di Dio. E se tu sei qua stamattina che stai dicendo: pastore, è tempo che io non sento l'entusiasmo per le cose di Dio, è tempo che io non faccio scaturire quella lode, quell'adorazione da me dal profondo. Il problema è che tu stai rattristando o stai spegnendo lo Spirito Santo di Dio. Risvegliati, fratello, ritrova il tuo rapporto personale con Dio, mettiti ai piedi del Signore come ha fatto Maria. Ti ricordi Maria? La mia Maria ha scelto la parte che non le sarà tolta.
Scegli ogni giorno di stare ai piedi di Cristo e allora tu vedrai con i tuoi occhi i miracoli che Dio può fare. Questo è il primo testo, il punto di rottura. Lo Spirito Santo è etichettato come uno spirito maligno. Isaia 5, versetto 20 a 24 dice: guai a quelli che chiamano il bene male e il male bene, che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Perciò come una lingua di fuoco divora la stoppia e come una fiamma consuma l'erba si secca, così la loro radice sarà come marciume e il loro fiore sarà portato via come la polvere. Metti i tuoi ginocchia per terra per le persone che tu conosci e che ancora non conoscono il Vangelo, perché queste persone andranno sotto il giudizio di Dio se tu non metti le tue ginocchia per terra. Invoca il Signore, piangi davanti a Dio, chiedi a Dio che possa fare un'azione profonda nella vita di questa persona, perché se non crederà questo uomo o questa donna che tu conosci, andranno al giudizio di Dio direttamente e non sarà piacevole, perché per l'eternità soffriranno la conseguenza del loro no. Tu sai che c'è un certo punto nella vita di un bambino, no? Tu che sei genitore, non so se ti ricordi, o tu che sei figlio, se ti ricordi, c'è un certo punto nella vita di un bambino che il no, no? Quando lui fai questo, no, prende perfino un gusto, no? Perché il bambino vuole ribellarsi all'autorità stabilita, no? Perché vuole affermare la sua personalità. Non affermare la tua personalità davanti a Dio. Posso darti un consiglio? Non farlo. Non vale la pena, ti troverai a combattere contro Dio e non è la cosa migliore, perché contro Dio si perde sempre. Ma quando noi diciamo sì a Dio, allora la vita e l'ordine comincia a entrare dentro di noi. Stiamo facendo un'esperienza molto interessante con la nostra sentinella di preghiera. Lasciatemi dire una cosa a riguardo. E chi è che sta partecipando alla sentinella qua? Alzi la mano per favore, ok? Ancora troppo pochi, oh? Ok? Mi raccomando. La cosa interessante è che quando tu ti inginocchi e cominci a pregare a Dio, io ho scelto un orario in cui la mia famiglia è ancora a letto, no? Dalle 6 alle 7 di mattina. E la prima cosa che succede quando io mi metto in ginocchio, la mia testa è piena, no? Tu ti risvegli dal sonno, no? I sogni, sai che il subconscio comincia di notte, prende il suo predominio, ok? Tu non sei cosciente, sei incosciente, il subconscio prende il predominio e tu ti svegli, no? Il subconscio continua a proporti, no? Tutto quello che durante la notte è successo, no? Nella tua testa. E quando tu ti metti in ginocchio i primi 5 minuti sono drammatici perché arrivano 2 milioni di pensieri e tu dici, ma Signore, per favore, fai ordine. Al 10° minuto, dopo 10 minuti, la tua testa comincia a ragionare con la parola di Dio, comincia a esserci ordine, comincia a sentire la presenza di Dio, comincia a sperimentare che Dio ti risponde attraverso la preghiera e che arriva l'ordine e la vita. E dopo passa un'ora e tu dici, passata già un'ora. Perché sono stato alla presenza di Dio. Fratello, sorella, tu vuoi sperimentare la presenza di Dio? Lascia che lo Spirito Santo prenda il dominio della tua anima. Lascia che Lui riordini i tuoi pensieri, le tue priorità, perché quando noi facciamo così tutto cambia e le cose vanno a posto. Sai qual è la differenza tra un cristiano nominale e un cristiano reale? Il cristiano nominale vede le circostanze esterne e va in crisi. Il cristiano reale vede le circostanze esterne e va in Cristo. Hai capito la differenza? Il cristiano nominale va in crisi e il cristiano reale va in Cristo. Vede la situazione e dice, questa è una cosa che mi servirà per crescere e fare ordine nella mia vita, per darmi vita abbondante. Punto di rottura numero 1. Lo Spirito Santo è stato etichettato come spirito maligno. Per questo Dio ha detto, non posso perdonarvi. Secondo punto di rottura, lo Spirito Santo è rigettato dopo un'ampia esperienza della sua opera rifiutata. Allora, sta attento. Leggiamo un altro testo che si trova in Ebrei, capitolo 6, versetto da 4 a 8, dice così. Infatti,
quelli che sono stati una volta illuminati e hanno gustato il dono celeste e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la parola di Dio e le potenze del mondo futuro e poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento, perché crocifiggono di nuovo per conto loro il Figlio di Dio e lo espongono a infamia. Quando una terra imbevuta dalla pioggia che vi cade frequentemente produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio. Ma se produce spine e rovi, è riprovata e prossima a essere maledetta. La sua fine sarà quella di essere bruciata. Quindi troviamo il secondo motivo per cui una persona bestemmia lo Spirito Santo. Allora state attenti. Questo testo, quando ho cominciato a studiarlo diversi anni fa, perché mi faceva spavento, ok? E se non fa spavento a voi, cominciate a preoccuparvi. Perché qua parla di persone che partecipano attivamente ad una comunità e sono inserite nel corpo di Cristo, vivono una fede di un certo tipo, ma a un certo punto decidono di tornare al peccato, di tornare al mondo. Allora state attenti. Gli ebrei, la lettera agli ebrei è molto interessante perché è una lettera che chi l'ha scritta noi non sappiamo, è l'unico autore del Nuovo Testamento che noi non conosciamo, ma sicuramente lo Spirito Santo di Dio ha scritto questa lettera. Allora che cosa succede? Questi ebrei che cominciavano a subire i primi torti dell'essere cristiani, che si erano convertiti dal giudaismo al cristianesimo, volevano tornare al giudaismo per non avere più problemi, ok? E sono persone che, dice la parola di Dio, che sono stati illuminati, ossia andavano nei culti, andavano negli studi biblici e la parola di Dio cominciava ad aprire la loro mente e fargli capire qual era il messaggio di salvezza, e hanno gustato il dono celeste, ossia cominciavano a vedere la prospettiva dell'eternità e cominciavano a vedere la salvezza in Cristo Gesù e sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo. Fratelli, partecipi dello Spirito Santo. Pastore, credenti o non credenti? Questa è una bella domanda. Partecipare dello Spirito Santo non vuol dire essere sigillati con lo Spirito Santo. Una persona che è sigillata con lo Spirito Santo è una persona salva una volta per sempre e la vita scaturisce, l'ordine scaturisce da quella persona. Ma una persona che è partecipe allo Spirito Santo significa che entra nella Chiesa e partecipa a tutto quello che la Chiesa sta amministrando per la gloria di Dio. Questa persona non è credente necessariamente, ok? Allora che cosa ti sto invitando a vedere con i tuoi occhi spirituali? Ascoltami bene. Esistono due chiese, qua, oggi, stamattina, due chiese. C'è una chiesa visibile, quella che io vedo con i miei occhi, e una chiesa invisibile che è visibile soltanto agli occhi di Dio. E la parola di Dio ci dice che un giorno, quando il Signore tornerà e rapirà la sua chiesa, se tu vai in Matteo capitolo 24, dice che uno sarà preso e l'altro lasciato. Uno sarà nei campi e l'altro sarà in casa. Ma se noi prendiamo numericamente questo numero che il Signore ci dà, significa che il 50% della comunità nominale che qua c'è stamattina rimarrà qua sulla terra quando Cristo tornerà. Te lo dico in un altro modo, la parabola delle 10 vergini. Okay? Tutti aspettavano il ritorno, l'arrivo dello sposo, 10, tutte quante avevano la lampada, ossia avevano partecipazione allo Spirito Santo, ma dentro nella lampada soltanto 5 avevano l'olio. E 5 rimangono fuori e 5 vanno dentro, perché? Perché 5 avevano la presenza dello Spirito Santo nel loro cuore. Allora, fratello, sorella, ascoltami. Far parte di un elenco di membri non fa di te un cristiano. So che sto dicendo una cosa difficile da capire e soprattutto da accettare, ma far parte di un elenco di membri di chiesa non significa essere cristiani.
Quando io ho lo Spirito Santo, sono un cristiano. Quando Cristo è il mio Signore e Salvatore, sono un cristiano. Quando io porto frutto, sono un cristiano. Quando io amo la mia Chiesa, sono un cristiano. Quando io testimonio di Cristo e non riesco a mantenere qualcosa dentro di me e voglio condividere il mio cristianesimo con qualcun altro, allora sono veramente cristiano. Quando io offro i miei averi, i miei beni al Signore, io sono un cristiano. Tutto questo mi fa cristiano. E la parola di Dio dice che se non porto frutto, prima o poi io esco dalla comunità. Noi ci stupiamo. Io sono qua da 2016, no? Quasi 10 anni qua a Treviso. Ho visto diverse persone uscire da questa chiesa. Ah, ma pastore, ma sono andati in altra chiesa. Ok. Però quando si predica il Vangelo in questa chiesa e le persone non sopportano, non è una questione amministrativa, sai? È una questione spirituale. Spirituale. E non mi stupisce più di vedere persone che vanno fuori e tornano nel mondo e continuano a vivere le stesse cose di prima. Sai perché? Perché io so che esistono due chiese visibili, una chiesa visibile e una chiesa invisibile, di persone che non hanno ricevuto Cristo come personale Signore e Salvatore, neanche ora. Ma posso dirti una cosa, il Signore è qua per dirti questo stamattina. Se tu vedi che non hai ancora portato frutto dentro di te, permetti allo Spirito Santo di bussare alla tua porta. Apri quella porta. Lascia entrare lo Spirito Santo dentro di te. Perché fra poco viene il giudizio di Dio. Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso il ritorno di Cristo. Sei cosciente di questo? Stanno succedendo delle cose nel mondo. Fratelli, l'intelligenza artificiale, bellissima, no? Fantastica. Tu sai che cosa sta dicendo il nostro amico Elon Musk, no? Lui ha già inventato un microchip per collegare il cervello umano con la macchina. Ossia, vi state rendendo conto l'abominio di quello che sta succedendo nel mondo? Oggi c'è un fenomeno che già, cioè praticamente l'intelligenza artificiale, quanto tempo è, ragazzi, che è ormai in rete? Sarà 1 anno, 2, non lo so. Voi che siete esperti di informatica, 2 anni? Patrick, 2 anni, no? Ormai c'è un fenomeno che gli studenti italiani, ma non solo italiani, di tutto il mondo, sapete che cosa fanno, no? Mettono un compito all'intelligenza artificiale in rete, l'intelligenza artificiale crea il compito, poi c'è un'altra intelligenza artificiale, proprio ieri sera l'ho vista, che umanizza il testo che tu hai scritto, robe da matte. Ossia, lo studente non ha più bisogno di fare compiti. Perché? Perché ci pensa l'intelligenza artificiale. Stiamo creando una generazione amorfa, completamente dipendente dall'informatica e che non ragiona più con la sua testa. E io so una cosa, fratelli, io detesto i proverbi, ma questo proverbio è sano, è santo. Mente vuota, laboratorio del diavolo. Non permettere che la tua testa sia vuota, non permettere che la tua testa sia piena delle cose del mondo, perché il nemico ne approfitterà e ti porterà molto lontano da Dio. Queste persone volevano tornare indietro, volevano tornare al mondo, volevano svuotare la loro testa, non volevano più essere preoccupati di essere cristiani. E il Signore gli ha detto: voi siete stati illuminati, avete gustato il dono celeste, avete capito, siete stati fatti partecipi dello Spirito Santo, adesso tornate nel mondo, questo peccato non posso perdonarlo, si chiama bestemmia contro lo Spirito Santo di Dio, non c'è remissione. State capendo? Vegliate sulla vita dei vostri ragazzi, non permettete che la loro testa si svuoti della parola di Dio. Parlate della parola di Dio, pregate insieme alla sera quando vi trovate insieme, perché è un tempo prezioso, fondamentale. Terzo punto di rottura: lo Spirito Santo e la sua predicazione è l'insegnamento di un altro Cristo. Allora sta attento,
cosa l'Apostolo Giovanni ci dice nella prima lettera che lui ha scritto alle chiese. Allora sta attento. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita a quelli cioè che commettono un peccato che non conduca a morte. Vi è un peccato che conduce a morte, non è per quello che dico di pregare. Ossia, la parola di Dio ci insegna nella lettera di Giovanni di non pregare per un peccato che conduce a morte. Ok? Pastore, come faccio a riconoscere che c'è un fratello o una sorella che fa un peccato, o una persona che frequenta la chiesa che fa un peccato che conduce a morte? E in questo testo a tutti gli effetti non si capisce il perché, no? Non si capisce chi, che cosa sta facendo. Ma la lettera è tutta fondata su un argomento, la predicazione dei falsi profeti che c'erano al tempo di Giovanni. Ok? In un altro testo lui dice così: chi è bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Predicare un altro Cristo è bestemmiare contro lo Spirito Santo di Dio. Negare Cristo. Tu conosci qualche religione dove negano che Gesù è il Cristo? Ce ne sono parecchie. Parecchie. E la parola di Dio ci dice, per quelle persone che predicano un altro Cristo, che non è il nostro Cristo, quello secondo le scritture, non pregare neanche. Allora io non sto dicendo che noi non dobbiamo pregare per i musulmani, non sto dicendo che non dobbiamo pregare per i testimoni di Geova che negano che Gesù è il Cristo, perché ci sono tante persone schiave di quelle religioni e di quelle false dottrine, ma i maestri che insegnano che c'è un altro Cristo sono persone coscienti di quello che stanno facendo, sono emissari di Satana, che cercano di distruggere l'immagine di Cristo e portare le persone lontane da Cristo. E Paolo lo dice in una sua lettera, che è in 2 Corinzi capitolo 11, versetto 15, non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori, ossia i servitori di Satana, si travestano da servitori di giustizia, la loro fine sarà secondo le loro opere. Paolo parla di falsi apostoli che si erano introdotti nella Chiesa, predicavano false dottrine, attiravano persone a sé e li allontanavano dal vero Vangelo, dal vero Cristo. Quelle persone sono schiave e sottomesse completamente all'opera di Satana. Fratelli, perché io so che qualche volta mi lapiderete, ok? Per questa cosa che dico tutte le domeniche che sono qua. Studiate la parola di Dio. Leggete la parola di Dio. Meditate la parola di Dio. Condividete la parola di Dio. Fermatevi ai piedi di Dio, ascoltare la sua parola. Perché molti falsi cristi e molti falsi profeti sono usciti nel mondo predicando false dottrine che assomigliano al Vangelo di Dio, ma che ci portano molto lontano da chi è Cristo. E il Signore dice: state attenti, perché negli ultimi tempi si moltiplicheranno queste persone. Io detesto delegare il mio rapporto personale con Dio a un telepredicatore. L'ho detto 2 settimane fa, lo ribadisco oggi. Non delegate il vostro rapporto personale con Dio a un telepredicatore. Ce ne sono tanti che hanno un Vangelo che è molto simile al Vangelo di Cristo, ma la parola di Dio ci dice che noi dobbiamo verificare, come hanno fatto i credenti bereani, andare a controllare. Paolo apostolo predicava, i bereani che cosa facevano? Controllavano nella parola di Dio. E Paolo ha detto: gloria a Dio per questa Chiesa, gloria a Dio per questa Chiesa, che non si fa influenzare da nessun predicatore itinerante, ma che controllano nella parola di Dio che cosa c'è scritto. Fratelli, questi falsi maestri sono destinati alle fiamme dell'inferno, perché predicano un altro Cristo, perché sono coscienti di quello che stanno facendo, perché sono persone maligne mandate da Satana a allontanare le persone dalla salvezza e dalla grazia di Dio. Fidati di chi conosci, ossia Cristo, punto. Ok?
neanche di quello che ti dico io, ma verifica quello che io ti sto dicendo sulla tua Bibbia. Quando vai a casa, riprendi questi testi biblici, ok? E analizzali, torna a guardarli, perché non è il pastore Sandro, è la parola di Dio che deve parlare al tuo cuore. E ultimo punto di rottura. Questo è il più difficile di tutti da dirti. E sai perché? Perché è Dio stesso che è il nostro punto di rottura. Guarda che cosa dice questo testo che si trova in 2 Tessalonicesi 4, da 10 a 12. Qua sta parlando del periodo della venuta dell'Anticristo, ok? Che sarà dopo il rapimento della Chiesa. La venuta di quell'empio, dice, di quell'Anticristo, avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità a danno di quelli che periscono, perché non hanno, guarda che cosa dice qua, non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza d'errore perché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti dell'iniquità siano giudicati. È forte questo testo, sì o no? Allora sapete che cosa sta dicendo questo testo? Sta dicendo, ogni settimana io mando la parola di Dio nei vostri gruppi di studio. Ogni settimana c'è un predicatore nel pulpito della Chiesa Battista di Treviso. Ogni settimana vengono mandate alla mattina le meditazioni perché io posso cominciare la giornata con la parola di Dio. Ogni giorno c'è la verità che arriva nella tua casa gratuitamente, secondo la volontà di Dio, per cambiare la tua giornata, per cambiare la tua esistenza. Ma ci sono persone, dice questo testo, che resistono alla verità, resistono alla parola di Dio, resistono a quello che Dio dice. E sai che cosa dice questo testo? A un certo punto io che sono Dio, io indurirò il loro cuore in modo che non credano più in quello che io sto dicendo ogni giorno. Lo capisci insieme a me questo testo così, sì o no? Dio manda loro efficacia d'errore affinché non credano alla verità, perché non hanno aperto il cuore alla verità. Posso darti un consiglio? Anche quando la verità fa male, apri il cuore alla verità, perché se no rischi che il tuo cuore pian piano, ogni giorno di più, si chiuda e tu non capirai più che cosa è giusto, che cosa è sbagliato, e la tua vita avrà un crollo spirituale tremendo. E sarà Dio a dirti basta, non è più il tempo, perché tu hai chiuso il cuore troppe volte. Conosco la storia di un mio amico pastore che mi ha raccontato che c'era una famiglia che lui seguiva nella sua chiesa, no? E la moglie era ormai convertita, battezzata, partecipe, veramente cristiana, no? Il marito no. Per 20 anni lui accompagnava sua moglie nella chiesa e per diverse volte, no? Lui ha fatto appello, poi è andato a trovarli a casa. Suo marito non voleva credere, ok? E a un certo punto, dopo 20 anni di questo accompagnamento del marito alla moglie nella comunità, il marito si ammala gravemente, no? E di lì a pochi giorni sarebbe morto. Il pastore va a trovarlo, questo mio amico pastore va a trovarlo sul letto di morte e gli dice: ascoltami, io devo essere chiaro con te, stai partendo per andare nell'eternità. Tutti questi anni che sei venuto in chiesa e mai hai detto sì a Cristo, forse è arrivato il momento di aprire il tuo cuore. Non posso dirti bugia, è il momento, perché fra poco tu sarai alla presenza di Dio, o in giudizio o in salvezza. E quell'uomo piangendo, mi raccontava questo mio amico pastore, ha detto che quest'uomo ha pianto e ha detto: pastore, vorrei credere, ma non ci riesco. Non riesco più a vedere Dio come un'opportunità di salvezza. Il suo cuore era diventato così duro, così chiuso alla verità,
che Dio aveva chiuso il suo cuore. Ha detto basta, non c'è più opportunità. Fratelli, la parola di Dio è seria. Quando Dio ci parla, noi non possiamo chiudere le orecchie. Persone che non hanno conosciuto la salvezza hanno opportunità costantemente, ogni giorno, attraverso la predicazione della parola di Dio, attraverso la nostra testimonianza, attraverso la nostra preghiera. Ma tu che sei cristiano, non chiudere il cuore alla verità, non chiudere il cuore alla parola di Dio, non permettere che il tuo spirito si raffreddi, non permettere che il tuo cuore si indurisca, perché riaccendere la fiamma di un amore con Dio. Ti ricordi che cosa il Signore ha detto alla chiesa di Efeso, la prima lettera Apocalisse? Tu fai le opere più grandi di quelle di prima, sei fedele, ma stai perdendo il primo amore. Se tu non ti ravvedi, io verrò e rimuoverò il tuo candelabro, rimuoverò il tuo entusiasmo per le cose di Dio. Posso dirti una cosa personale, ok? Voi avete 2 pastori che sono appassionati della parola di Dio. Appassionati, ve lo posso assicurare. Per questa cosa io vi dico, imitateci, ok? Imitateci, fate come noi facciamo, trovate tempo per Dio nel vostro quotidiano. Vi posso assicurare che la vostra vita cambierà in modo radicale. Forse non tutto si risolverà, le circostanze a volte rimangono tal quali, ma la tua prospettiva di vita sarà in modo completamente diverso. Tu vedrai le situazioni che tu vivrai come un'opportunità per crescere, un'opportunità per stare più vicini a Cristo. Amen. Avete capito la parola di Dio stamattina? Non è stato un messaggio semplice, ok? Mi sono anche un po' trattenuto, ma la parola di Dio è questa. La parola di Dio è meravigliosa, ma è anche dura delle volte. È dolce al palato, ma poi quando si ingoia è anche amara alle viscere, perché la digestione della parola di Dio è complessa. Ma ci sono persone, fratelli, che stanno camminando molto rapidamente verso l'eternità senza Dio, soffrendo per l'eternità. Come vogliamo investire le nostre vite? Noi dobbiamo cominciare a guardare fuori. Culto è meraviglioso, bellissimo. Dio è presente in mezzo a noi stamattina, io percepisco la sua presenza. Ma fuori, il tuo cuore non batte perché questa Chiesa diventi il doppio, il triplo, il quadruplo. Il Vangelo non è per noi e basta. Il Vangelo è per chi non lo conosce. Ti ricordi cosa ha detto Gesù in Matteo 28? Ha detto andate, non ha detto restate, andate e fate miei discepoli. Andate, guardate fuori, guardate a chi non conosce Cristo. Perché la tavola che il Signore ha preparato nell'eternità con un grande banchetto non è solo per noi, è per tanti altri. Ci sono tanti posti vuoti che devono essere occupati. Familiari nostri, amici nostri, colleghi di lavoro, compagni di classe che non conoscono Cristo. E Dio vuole usare noi, questo grande privilegio tocca a noi. Predica la parola ovunque tu vada, con entusiasmo, con voglia di vedere anime salvate per la gloria di Dio. Preghiamo? Signore nostro Dio, nostro Padre, quante cose, Signore, noi impariamo dalla Tua parola. Questo messaggio, Signore, che Tu ci hai lasciato stamattina è difficile, Signore, ma fa parte della vita cristiana.
E io ti chiedo, Signore, questa mattina che tu possa infiammare il cuore dei tuoi figli per la predicazione del Vangelo. Signore, a volte le nostre situazioni, le nostre circostanze dove noi viviamo sono terribili, terribili. Un salmista una volta ha detto: cosa può fare il giusto quando le fondamenta sono distrutte? E subito dopo lui risponde così: il Signore è nel suo tempio santo. Il Signore è nel suo tempio santo. Lui è nella guida di ogni cosa in questo universo. Lui è sovrano. Signore, dacci di essere testimoni fedeli della tua opera. Vogliamo ringraziarti, Padre, perché non c'è altro posto dove noi non vogliamo stare se non ai tuoi piedi e prendere la parte che non ci sarà mai tolta. Grazie, Padre, per la vita di questi fratelli, di queste sorelle qua stamattina. Aiutaci, Signore, veramente a glorificarti ogni giorno di più. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Possiamo alzarci in piedi e sarà adesso il nostro momento delle nostre decime, delle nostre offerte, delle nostre primizie. Se tu hai portato a qualcosa da offrire al Signore, prima di tutto ovviamente si deve offrire il cuore e poi le nostre vite. Ok? nessun altro che pare a Lui. Cantiamo il nostro Signore, Cieli e la terra proclamano che Gesù è il nostro Signore. c'è nessun altro che pare a Lui. Cantiamo il nostro Signore, ogni lingua dichiarerà che la gloria è tua.
Padre, ti ringraziamo per queste offerte, queste decime che sono state date, Padre. Ti ringraziamo e ti chiediamo di essere con noi durante questa settimana che noi avremo. Ti ringraziamo, Padre, per tutto quello che tu ci dai. Ti ringraziamo, Padre, nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, c'è qualche slide per gli annunci? Ok. Chi è che può venire a dare l'annuncio di sta cosa? Qualche... Aga? Chi è qua? Marzia. Ah, figurati la Marzia, dai. Samuel. Ah, eccolo qua. Eccolo. L'agnello sacrificale. Buongiorno. Oi, pronto. Buongiorno Chiesa, Laga Music sarà un evento di lode, adorazione. È aperto a tutta la Chiesa, quindi vi invito a venire qua, sarà un momento in cui possiamo lodare e adorare il nostro Signore assieme, amen? Sarà bellissimo, lo faremo forse qua in sala culto perché è un spazio un po' più grande. Questo. Grazie. Tutta la Chiesa è invitata, va bene? 8:03 ore 18. Va bene? Altri annunci? Ok, Ministero Sociale, raccolta di beni di prima necessità, e proprio in questo contesto io vorrei invitare qua mia moglie e alcune persone che noi stiamo raggiungendo con l'assistenza sociale. Potete venire? Allora, sono qua a nome appunto dell'assistenza sociale. Io volevo ringraziare innanzitutto tutte le persone che in qualche modo hanno aiutato a portare alimenti. Tutti noi nella vita abbiamo avuto bisogno di aiuto, no? Che sia stato materiale, spirituale, e tutti noi abbiamo sentito veramente come il Signore ci ha aiutato a risolvere le nostre problematiche, no? Attraverso tante volte l'aiuto dei fratelli, il sostegno della Chiesa, con le preghiere o con sostegno spirituale o con appunto bisogno materiale. Quindi io ringrazio per tutte le persone che hanno portato, grazie per il latte che qualcuno di voi ha dato per questa bimba che è qua, ha avuto bisogno di latte in polvere, e io stamattina proprio voglio presentare il frutto del lavoro dell'assistenza sociale. Il Comune ci ha passato una lista di 30 persone, 30 famiglie che hanno necessità di aiuto, e quindi io vorrei proprio che la Chiesa si coinvolgesse in preghiera per questo ministero e per le persone che sono qua per la prima volta come noi, come aiuto dell'assistenza sociale. C'è la famiglia di Gerardo e vorrei chiamare anche Cristiano qua davanti. Cristiano, vieni anche tu. Vieni, dai. Ok, Cristiano è lì, è un'altra persona che... Ok, la preghiera vale anche se sei seduto. Ok, Cristiano, oltre che per se stesso, che ha bisogno di trovare lavoro soprattutto, ha bisogno di tante necessità, vuole pregare per una persona a lui cara che è in coma. Ok, allora grazie intanto e chiedo al pastore di pregare. Ok, vedete che belli che sono i frutti, no? Quando noi cominciamo a guardare fuori, no? Le persone arrivano e ascoltano il Vangelo e noi siamo felici di questo. Noi lavoriamo, proprio questo è il nostro scopo principale. Ok? Grazie a tutti i fratelli che stanno collaborando con l'assistenza. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie Signore per queste conquiste, Signore, che sono tue. Noi siamo solo dei collaboratori della tua opera. Benedici Signore queste famiglie che sono qua stamattina
e ti chiediamo veramente, Signore, che tu possa continuare ad abbracciarle con il tuo amore, con la tua grazia e a rendere sensibile la tua Chiesa a queste necessità. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Ok? Qualcos'altro? Ok. Kids Stuart, chi è che può, qua del Ministero Infantile, dare una parola? Allora, Vittoria? No? Ok. Chiedete a Emanuele, questo io proprio di questo annuncio non so niente, ok? I pastori sono sempre gli ultimi a sapere le robe. Va bene, se non c'è altro facciamo una preghiera per chiudere il nostro culto, ti invito ad alzarti e chiediamo al Signore che Lui possa benedire la nostra settimana. Signore nostro Dio, nostro Padre, grazie per questo che abbiamo vissuto questa mattina, grazie Signore per i nostri bambini nella scuola domenicale, continua Signore a parlare ai nostri cuori. Adesso Signore che noi torneremo alle nostre case, ti chiedo che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica.